attraverso una pettorina e anche un cartellino di riconoscimento. Faranno parte di un elenco che la Polizia Municipale avrà a disposizione e quindi avranno, come dire, una corsia preferenziale per comunicare con le forze dell'ordine. Al via le sentinelle contro la criminalità. Ai nastri di partenza a Mogliano il reclutamento dei cittadini, sicurezza e parchi, ma più in generale la tutela del patrimonio pubblico sono gli obiettivi del municipio, che ha messo in cantiere l'iniziativa dopo aver avviato i colloqui con i quartieri e aver riscontrato questa richiesta di sicurezza arrivare da più parti del comune. A Mogliano ci sono i carabinieri e i vigili urbani, però langue un attimo il controllo del territorio. Ormai mia età, sono vecchio ormai, ma come spirito sì, per me sì, va bene la cosa. Sarebbe sì una cosa bella, anche perché ci sono tanti ladri in giro. Il sindaco annuncia che i volontari saranno formati e indirizzati nella loro attività e che l'obiettivo è quello di coinvolgere non solo i molti volontari delle associazioni, ma anche i cittadini che abbiano voglia di collaborare con la sicurezza del proprio comune. Basta non esagerare nelle azioni e essere consapevoli che più di tanto non si può fare. Non c'entra nulla con le ronde padane o con altre forme del fai da te di autodifesa, quindi senza nessun tipo di coordinamento con chi deve continuare a svolgere il ruolo, che sono le forze dell'ordine. Insomma, ronde no, sentinelle, volontari civici sì, il primo passo verso una sicurezza partecipata che permette a tutti di vivere più serenamente a casa propria e nel proprio quartiere. Supervisione di attenzione rispetto a comportamenti che spesso non sono propriamente idonei o insomma, come dire, corretti nei confronti in generale della cittadinanza.